Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, le immagini che state vedendo vi giungono dalla Porta San Laurentino di Arezzo per la terza edizione della Gran Fondo Città di Arezzo. Ci troviamo all'interno del quartiere Porta del Foro, che partecipa a fianco all'organizzazione della AS Cavallino, della WISP e con la collaborazione della Cicli Pasquini. Il patrocinio è quello del Comune di Arezzo, della provincia di Arezzo e della Misericordia. La edizione numero 3 di questa Gran Fondo, quest'anno inserita nel circuito degli italici, prevede due percorsi, un percorso medio ed un percorso lungo. Il percorso medio fondo misura 103 km, mentre il percorso Gran Fondo misura 146 km. Un percorso, entrambi i percorsi disegnati attraverso le 4 vallate che compongono il territorio della città di Arezzo. Si parte in direzione Val di Chiana, si raggiunge Pieve al Toppo, quindi si passa con la corsa attraverso Civitella in Val di Chiana, Levane, Laterina, quindi passaggio nel Valdarno superiore. Dopodiché gli atleti da San Giustino Valdarno andranno ad affrontare il valico della Crocina e quindi entreranno in Casentino. Dopodiché ancora la salita di Bibbiano, per poi andare con il percorso della medio fondo da Chiassa, dove è posto il bivio, in direzione del traguardo, mentre con il lungo si andrà ad affrontare la salita di Libbia e quindi il passaggio da Anghiari, l'ingresso quindi nella Val Tiberina, ed il finale con la dolce salita che porta a Palazzo del Pero e poi le pendenze più impegnative fino al Passo Scopetone e la picchiata successiva nel centro della città di Arezzo, dove davanti alla Porta San Laurentino è posto il traguardo dopo 146 km. I dislivelli per quanto riguarda la medio fondo, 1440 metri, per quanto riguarda la Gran Fondo invece sono 2200. Un percorso impegnativo quello della Gran Fondo, un percorso invece aperto anche ad una soluzione di gruppetto, quello della medio fondo. Intanto gli atleti si stanno disponendo nelle griglie che sono state organizzate, sono state allestite dagli organizzatori. Circa 400 gli atleti che prenderanno il via, che provengono un po' da tutta Italia, anche perché questa manifestazione è inserita nel circuito degli italici, uno dei circuiti più prestigiosi a livello granfondistico nel centro Italia. Un doveroso ringraziamento a coloro che hanno contribuito a fianco dell'organizzazione, in primis all'amministrazione comunale e a quella provinciale, che hanno sostenuto con il patrocinio l'organizzazione, poi all'azienda Rosini Impianti, alla Chimet ed ancora Cicli Pasquini, Damiano Parati, P6, più Watt, Fria, Scaldi, l'Attiva Calore, la Zueg, la VD40, Tutto Bici, Gimet, Rossi Lamberto, Idrotermo, Falcinelli Ecologia, Coccole, Tutto per Capelli ad Arezzo, Autotrasporti Allatti Quintilio, Fitness Planet, Pierozzi Auto, GP Motors e la ditta Solimeno. Questi sono solo alcuni dei partner. Intanto vediamo anche la partecipazione di due atleti professionisti tedeschi della Neri Sottoli Yellow Fluo, e con lui il corridore di casa, vale a dire Failli, che lo vedete proprio in queste immagini. Sarà quindi anche un piacere per coloro che prenderanno il via a questa Gran Fondo e a questa medio fondo pedalare assieme a due atleti professionisti, che infatti, come vedete, si schierano nelle prime file nella griglia di partenza. Lo scorso anno il successo nel percorso lungo di Michele Cartocci della Cavallino Specialized davanti a Ivano Stolani e Andrea Balli. Nel percorso corto invece la vittoria fu di Massimiliano Grazia davanti a Gregory Bianchi e Francesco Magni.
Tutto pronto per la partenza, abbassata la bandierina che segna l'inizio, con i coriandoli che danno il via ufficiale alla corsa. Bello lo scenario con l'uscita dalla porta San Lorentino. Circa 400 atleti lasciano la zona di partenza. Abbiamo visto Orsucci della Sanginese System Data transitare davanti alla nostra telecamera, uno degli atleti attesi quest'oggi particolarmente al via. E adesso ci portiamo in direzione del chilometro zero. Infatti un primo tratto cicloturistico prima di raggiungere praticamente la periferia della città di Arezzo, e poi da lì sarà data la partenza ufficiale. Abbiamo già ricordato i percorsi, abbiamo già ricordato le salite più interessanti. La prima ascesa, anche se non presenta particolari pendenze, è l'ascesa verso Civitella in Val di Chiana, ma la corsa entrerà nel vivo con il GPM del Passo della Crocina. Lì sarà una salita vera, circa 5 km di ascesa con pendenza media attorno al 6%, una vera e propria salita che sarà posta dopo circa 55 km di gara. Dopodiché gli atleti del percorso medio affronteranno anche lo strappo di Bibbiano, per poi raggiungere praticamente l'ultimo tratto pianeggiante verso Arezzo. Per quelli del lungo ancora lo strappo di Bibbiano, e poi il gran finale con Libbia, Anghiari e il passo dello Scopetone, posto a pochi chilometri dal traguardo. Gli atleti stanno lasciando quindi la zona di partenza, si esce dalle mura urbane di Arezzo. Noi diamo anche uno sguardo ai due atleti della Neri Sottoli Yellow Fluo che stanno pedalando insieme ai tanti appassionati presenti quest'oggi, un valore aggiunto per questa manifestazione. Vi ricordo la suddivisione per quanto riguarda delle categorie. Categoria 1 comprende gli atleti da 19 a 32 anni, la categoria 2 quelli da 33 a 39, la categoria 3 va da 40 a 47 anni, la categoria 4 da 48 a 55, la categoria 5 da 56 a 62 e la categoria 6 coloro che hanno un'età superiore ai 63 anni. Poi sono presenti le categorie femminili. Intanto raggiunto il chilometro zero, partenza volante per gli atleti che quindi stanno affrontando i primi chilometri di corsa vera. E adesso ci portiamo in direzione Val di Chiana, si transita dalla località di Pieve al Toppo per poi raggiungere Civitella in Val di Chiana. Intanto un po' di pioggia in queste prime battute di gara, una giornata che sicuramente non è stata l'ideale per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, ma poteva andare decisamente peggio. Infatti sarà una prima parte bagnata per quanto riguarda questa Gran Fondo Città di Arezzo, ma il finale sarà, per fortuna dei corridori e anche degli organizzatori, di tutti coloro che lavorano per la riuscita di questa manifestazione, sarà un finale asciutto. Mentre percorriamo le prime fasi di gara, andiamo un po' anche a conoscere quello che è la città di Arezzo. Vi ho già parlato delle 4 valli che compongono il territorio comunale, con il Casentino e quindi il Valdarno Superiore, la Val di Chiana e poi anche un piccolo tratto della Val Tiberina. Il territorio comunale di Arezzo è un territorio molto ampio, si parte dalla pianura, quindi la Val di Chiana, il fiume Arno e le colline che sono poste a sud della città, e dopo si possono raggiungere anche quote interessanti con la zona montuosa che è posta a est del centro storico. La grande estensione del territorio comunale fa sì che siano davvero tanti i comuni che confinano con la città di Arezzo. Pensate che praticamente confina addirittura con l'Umbria, con il comune di Monte Santa Maria Tiberina, che è stato territorio toscano fino al 1927. Tanto con la nostra seconda moto stiamo risalendo il gruppo. 2 sono le moto impegnate per questa Gran Fondo Città di Arezzo. Stiamo uscendo dal centro di Arezzo e, visto che per il momento l'aspetto tecnico della gara non desta particolare
interessamento da parte del pubblico. Vi ricordo le origini della città di Arezzo, origini etrusche, addirittura pre-etrusche, in una zona che era abitata sin dalla preistoria, come dimostra il ritrovamento di strumenti di pietra del cosiddetto uomo dell'Olmo, risalente, pensate, al Paleolitico, avvenuto nei pressi della frazione dell'Olmo. La zona posta alla confluenza del Valdarno, della Valdichiana e del Casentino, infatti, è un passaggio naturale per tutti coloro che vogliono attraversare l'Appennino. Si ha notizia di insediamenti stabili in epoca pre-etrusca in una zona poco distante dall'attuale area urbana. Arezzo è stata quindi una delle principali città etrustiche, probabilmente una delle 12 Lucumonie. A questo periodo risalgono le opere d'arte di eccezionale valore come la Chimera, oggi conservata a Firenze, la cui immagine caratterizza talmente la città quasi da diventare un secondo simbolo. Intanto è da segnalare l'ampia necropoli di Poggio del Sole, formatasi nel VI secolo a.C. ed utilizzata fino all'età romana. Intanto prime fasi di corsa, al gruppo che si allunga, ma dovremo probabilmente aspettare la prima salita, quella verso Civitella Valdichiana, per avere una situazione più chiara. Vediamo tedeschi nelle prime posizioni del gruppo. Monumenti di particolare interesse che sorgono sul territorio del comune di Arezzo. C'è da ricordare il Duomo, una chiesa in stile gotico contenente il sepolcro di Papa Gregorio X, ed l'affresco della Maddalena di Piero della Francesca. Le vetrate sono invece di Guillaume de Marchirat. Da ricordare anche altri importanti monumenti che sorgono sul territorio comunale, come la Fortezza Medicea. Una città, Arezzo, anche particolarmente attiva dal punto di vista ciclistico, territorio questo di grande ciclismo. Intanto iniziamo a salire verso Civitella Valdichiana, prima ascesa di giornata, c'è un terzetto adesso al comando. Il vantaggio però nei confronti del resto del gruppo è davvero minimo, e quando si parla di Arezzo non si può che parlare di una delle rievocazioni storiche più famose al mondo, vale a dire la giostra del Saracino. Ripristinata in rievocazione storica nel 1931, la giostra del Saracino si corre nella Piazza Grande di Arezzo il penultimo sabato di giugno in notturna e la prima domenica di settembre in edizione diurna. Si sfidano i 4 quartieri della città, tra cui ricordiamo ovviamente quello di Porta del Foro, che è il quartiere che è a fianco dell'organizzazione quest'oggi, e poi ancora quello di Porta Crucifera, di Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito. Ogni cavaliere corre la lizza in base all'ordine stabilito dall'estrazione delle carriere, un rito che si svolge nella piazza del comune una settimana prima della giostra. Il cavaliere porta in braccio una lancia con la quale deve colpire il tabellone sostenuto dal buratto, una statua lignea rappresentante il Saraceno. Il punteggio è compreso tra 1 e 5 punti, ogni quartiere può disputare 2 corse, ricorrendo talvolta allo spareggio, un quartiere quando un quartiere non predomina sugli altri. Passaggio dalla vetta della salita, lo vediamo in queste immagini, con il gruppo che praticamente insegue a pochi secondi i battistrada. Possiamo parlare ancora di un gruppo pressoché compatto. Tante sono anche le personalità legate ad Arezzo. Ovviamente il più importante è Michelangelo Buonarroti, ma sono tanti altri, tra cui Guido Monaco, Francesco Petrarca, Masaccio, Piero della Francesca ed ancora Pietro Aretino, Giorgio Vasari, e poi arrivando ai nostri, all'ultimo secolo, Fanfani, che è stato per tanti anni primo ministro e ministro degli esteri,
e ovviamente Roberto Benigni, che ha i natali nel comune di Castiglion Fiorentino. Tratto in salita, ultimo tratto in salita questo, prima poi dello scollinamento a Civitella Valdichiana. Continuano intanto altri allunghi, come vedete il terzetto che avevamo visto in precedenza al comando sta per essere raggiunto da un primo atleta, ma il gruppo è lì vicinissimo a coloro che stanno guidando la corsa. Mancano poco più di 300 metri allo scollinamento, ripresi i tre da un primo atleta, il gruppo è lì a poche decine di metri. Come vedete il maltempo per il momento sta caratterizzando la corsa, una pioggia non particolarmente insistente ma costante, una pioggerellina che comunque bagna la strada e i corridori, ma come vi dicevo nel finale sarà clemente il meteo e avremo una situazione di cielo nuvoloso ma comunque una situazione asciutta. Come vedete il gruppo sta per ricucire ormai lo strappo, è un atleta che adesso balza al comando, ma il gruppo è lì a poche decine di metri e ormai siamo in vista dello scollinamento da Civitella in Valdichiana. Lasciamo quindi la zona della Valdichiana per dirigersi verso il Valdarno Superiore con la terza edizione della Gran Fondo Città di Arezzo. Adesso ci troviamo con le immagini dopo circa una 25 di chilometri di gara e abbiamo un'azione particolarmente interessante al comando, in quanto c'è un drappello forte di una decina di unità. Troviamo con il 313 Bianchi del team Saccarelli, con il dorsale 22 Roselli, con il 21 Mercati, con il numero 1 Cartocci della società organizzatrice l'Unione Sportiva Cavallino, il 23 è Cellai dell'Olimpia, il 253 Orsucci della Cicloteam Sancinese, il 40 Cipriani dell'Infinity, il 331 Balestri della Rock Racing, il 47 Cecchi ed il 24 Guidi. Con questi atleti è presente anche Failli, che però molto correttamente si mantiene in ultima posizione del gruppetto, quindi presente il professionista della Neri Sottoli team Yellow Fluo, ma correttissimo e non sta assolutamente inficiando sul risultato della corsa. Il vantaggio di questi uomini nei confronti del gruppo di una prima parte del plotone è adesso di 50 secondi. Questa è un po' un andamento classico delle Gran Fondo. Dopo le prime ascese si forma sempre un drappello di cui fanno parte tutti i migliori atleti al via. Li vediamo adesso inquadrati, stiamo facendo una panoramica con la nostra telecamera in corsa. Vi ricordo due moto che ci stanno facendo seguire tutte le belle immagini che ci sta regalando la terza edizione della Gran Fondo Città di Arezzo. Cambi regolari in testa al gruppo degli uomini alla comando, doppia fila, lo vedete da queste immagini. Ci sono tra questi atleti sicuramente tutti i più forti, mentre come vedete Failli si mantiene in ultima posizione, correttissimo, l'atleta di casa della Neri Sottoli team Yellow Fluo. È una coppia che adesso insegue la testa della corsa, ma il gruppo è lì vicinissimo. Ci stiamo portando in direzione laterina con gli uomini alla comando. Abbiamo appena superato con il gruppo invece il ponte sul fiume Arno. Andatura velocissima sul gruppo, ma sulla testa della corsa non si risparmiano. Ed il vantaggio adesso arriva a toccare il minuto primo. Vantaggio quindi interessantissimo per quanto riguarda il drappello dei 10 uomini alla comando. Come vedete nel gruppo non sembra esserci un grande accordo. Ci si controlla nelle prime posizioni del gruppo. Questo tutto a vantaggio di coloro che stanno guidando la corsa. La terza edizione della Gran Fondo Città di Arezzo. Adesso qualcuno prova ad organizzare un inseguimento tra gli uomini che seguono la testa della corsa. Non è facile però, in quanto davanti, come dicevamo, ci sono alcuni tra i migliori atleti che stanno partecipando a questa edizione.
Ancora gruppo che si allunga, lo vedete da queste immagini, c'è stata subito una bella selezione. Non era particolarmente dura la salita di Civitella in Val di Chiana, ma è la prima ascesa e quindi, come è giusto che sia, c'è sempre una bella selezione nella prima ascesa di giornata. E come vedete da queste immagini si stanno formando i vari gruppetti che praticamente corrispondono ad una certa andatura all'interno della Gran Fondo. Da ricordare anche i musei che sono compresi nel territorio comunale di Arezzo: il Museo Archeologico Statale, il Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Diocesano di Arte Sacra, Museo Statale d'Arte Medievale e Moderna, la Casa Museo Ivan Bruschi, la Casa Vasari, il Museo dei Mezzi di Comunicazione. Intanto, con le immagini, siamo adesso in un tratto di strada particolarmente impegnativa. Lo vedete da queste immagini, stiamo seguendo la testa della corsa, uno strappo con pendenze abbastanza impegnative, quelle che stanno affrontando adesso gli atleti. Due sono gli uomini che si sono portati al comando, ma il gruppetto degli inseguitori è lì adesso, a poche decine di metri. Praticamente stanno per chiudere e si dovrebbe ricompattare la testa della corsa, perlomeno così ci sembra la cosa più plausibile in queste prime fasi di corsa. Ricordiamo che il percorso medio misura 103 km, quello lungo 146, quindi la strada verso il traguardo, posto di fronte alla porta che entra nella città di Arezzo, nel quartiere di Porta del Foro, vale a dire Porta San Laurentino, è particolarmente lungo. Adesso si inizia a salire per la prima vera salita di giornata, quella che condurrà gli atleti al Gran Premio della Montagna Passo della Crocina, che è anche cima a Coppi di questa terza edizione della Gran Fondo Città di Arezzo. È il punto più alto nell'altimetria di questa corsa, si sfiorano i 700 metri di altitudine ed il gruppo degli uomini al comando procede ancora compatto. Lo vedete da queste immagini, ci sono atleti che tengono alta l'andatura senza però strappare. Ed allora ne approfitto per ricordarvi la composizione di coloro che formano la testa della corsa. Troviamo Bianchi del team Saccarelli, Roselli dell'Infinity, Mercati della Ciclosport, Cartocci della Cavallino, Cellai dell'Olimpia, Orsucci del San Cinese, Cipriani dell'Infinity, Balestri Rock Racing, Cecchi della Genertic e Guidi dell'Olimpia Cycling Team. Questi sono gli uomini al comando. Adesso il vantaggio nei confronti del gruppo è salito ad 1 primo e 20 secondi. Quindi prende corpo l'azione degli uomini che state vedendo inquadrati in questo frangente. Quando entriamo nel vivo della corsa, percorsi circa 57 km di gara, la strada sta salendo verso il Gran Premio della Montagna Passo della Crocina, dove è posto anche un punto di ristoro e anche un punto di rifornimento idrico e di assistenza meccanica. Gli altri punti di rifornimento idrico presenti sul percorso sono in località Libbia ed in località Anghiari, 2 località che saranno toccate dal percorso lungo. Attenzione, perché si allunga il drappello degli uomini al comando e Guidi adesso a fare l'andatura sulla testa della corsa. In seconda posizione Cecchi, ma tutti gli altri sono lì alla ruota degli uomini che vedete adesso inquadrati. 200 metri dal Gran Premio della Montagna, con il corridore che state vedendo al comando, Bianchi del team Saccarelli, che sta facendo l'andatura. Ha perso contatto Cartocci, ma per un problema tecnico, infatti è lì a poche decine di metri dagli uomini che vedete inquadrati e non ha mollato l'atleta della formazione di casa della Cavallino Specialized. Tratto finale della salita. Eccoci qua anche dalla telecamera fissa il passaggio della testa della corsa. Il primo a transitare è il dorsale 72 Roselli della Infinity. Vedremo
Eccolo qua, ci sembra proprio Cartocci che transita con incitato ovviamente dagli sportivi locali, e poi via via tutti gli altri con il numero 24 Guidi dell'Olimpia, anche lui faceva parte della fuga. Poi arrivano le prime posizioni del gruppo. Abbiamo visto tedeschi transitare in questo drappello, rifornimento idrico. Intanto sul valico della Crocina si entra quindi nel territorio del Casentino, la vallata percorsa dal fiume Arno. E noi torniamo in testa alla corsa perché si è ricompattato il drappello degli uomini al comando, e sono gli stessi in quanto sia Guidi che Cartocci sono riusciti ad entrare. Quindi coloro che avevano perso contatto nella salita, Cartocci lo ricordiamo per un problema tecnico, hanno riconquistato le ruote della testa della corsa. Andatura veloce in questo frangente, doppia fila sulla testa della corsa. Questo è un tratto di strada leggermente a favore, la strada scende leggermente. Ci troviamo nella vallata del Casentino. Ne approfitto ancora una volta per ricordarvi gli sponsor a fianco dell'organizzazione. Ricordiamo che la terza Gran Fondo Città di Arezzo si avvale del patrocinio del Comune di Arezzo, della Provincia di Arezzo e della Misericordia. È organizzata dall'associazione sportiva Il Cavallino in collaborazione con il quartiere di Porta del Foro e con la collaborazione di Cicli Pasquini. Da ricordare tra gli sponsor la Rosini Impianti, la Chimet Recupero e Affinazioni Ecologia, Abbadia Alpino e quindi ancora Damiano Parati, Tutto Bici, Gimet, Rossi Lamberto, Idrotermo, Falcinelli Ecologia, Solimeno, GP Motors, Pierozzi Auto, Fitness Planet, Vagheggi, Autotrasporti Alatti, tutto per Capelli Arezzo, Adamas Preziosi, Coccole Beauty Center e tanti altri sponsor che sono a fianco dell'organizzazione in questo impegno che è giunto alla terza edizione, la Gran Fondo Città di Arezzo. Intanto anche il gruppo si velocizza, lo vedete da queste immagini, l'andatura del gruppo si velocizza. Certo è che adesso il vantaggio degli uomini al comando è di circa 2 minuti sulla testa della corsa. Si torna a salire in testa, lo vedete da queste immagini, si affronta la seconda vera salita di giornata, quella che porterà gli atleti a Bibbiano, e iniziano anche gli scatti perché ci stiamo avvicinando alla deviazione che poi separerà i due percorsi, e andremo a vedere chi tra questi uomini alla comando sceglierà di svoltare per il percorso medio e coloro che invece sceglieranno di proseguire sul percorso lungo. Questo è un tratto di strada con pendenze davvero interessanti, lo vedete da queste immagini, l'andatura è particolarmente elevata ma la strada sale con decisione e gli atleti stanno comunque salendo con il rapporto lungo, a testimonianza di come si stia pedalando molto forte sulla testa della corsa. Ed è ancora Bianchi che prova a fare l'andatura, è stato uno degli atleti più attivi sulla testa della corsa sin dalla salita che portava Civitella in Val di Chiana, e riprova ancora una volta a fare la selezione in questo frangente. Ovviamente si cerca di staccare gli avversari che sono più pericolosi, specialmente in caso di un arrivo allo sprint per il percorso medio. Sinceramente ci sembra un po' più difficile un arrivo in volata per quanto riguarda il percorso lungo, perché le rampe del passo dello Scopetone, poste a meno di 10 km dal traguardo, possono sicuramente rappresentare un'insidia per coloro che sono più veloci e un bel trampolino di lancio per coloro che invece si sentono battuti allo sprint. Bianchi in testa a fare l'andatura, dietro ci arrivano altri atleti con il 72 Roselli, poi con il dorsale 40 Cipriani. Si stanno per riportare sul battistrada. Ancora una quarantina di metri di vantaggio per Bianchi. Arriva anche Orsucci, mentre Cipriani ci pare un po' in difficoltà in questo frangente. Continua a rilanciare Roselli l'andatura.
Abbiamo scollinato in questo frangente, arriva Orsucci, quindi Cipriani e via via tutti gli altri. Arriva anche Cartocci adesso e poi chiude Failli, sempre, lo ricordiamo, correttissimo l'atleta della Neri Sottoli Yellow Fluo. Due atleti al comando adesso a fare l'andatura, le vedete inquadrati, sono praticamente coloro che si erano avvantaggiati nel tratto in salita, vale a dire Bianchi e con lui Roselli. Il vantaggio di questi due atleti però nei confronti del gruppetto che insegue è minimo, tant'è che il ricongiungimento dovrebbe essere imminente, ma imminente dovrebbe essere anche la svolta che segnala l'inizio del tratto conclusivo del percorso medio. Dalla svolta infatti mancheranno appena 10 km alla conclusione. Per quanto riguarda il percorso più breve, che misura 103 km, si voltano i due uomini alla comando perché sanno di avere pochissimo margine di vantaggio su coloro che stanno inseguendo. E Bianchi continua a fare davvero una bella andatura, sta pedalando molto forte l'atleta del team Saccarelli. Continua ad alzarsi sui pedali, questo è un tratto pianeggiante, ma ogni tanto ci sono alcuni tratti in cui la strada torna a salire e il gruppetto degli uomini alla comando si ricompatta quando siamo ormai in vista del traguardo volante che sarà assegnato al passaggio. Lo vedete, stiamo seguendo proprio il passaggio dal traguardo volante e vedremo se ci sarà volata. Sta per essere lanciato lo sprint, vediamo chi si aggiudica il traguardo volante. Dovrebbe essere restato così il dorsale 40 Cipriani della Infinity. E a questo punto parte una fase di studio, perché ovviamente tra 400 metri c'è la svolta, percorso medio e percorso lungo, quindi si cerca un po' di capire coloro che proseguiranno per il lungo e coloro che proseguiranno invece per il gireranno per il medio. E anche tra i corridori c'è questa attesa per capire chi sarà il prossimo avversario. Vedete, c'è un vero e proprio surplus tra gli atleti. La svolta sarà a destra per il percorso medio, mentre a dritto si andrà in direzione Val Tiberina con il percorso lungo. Noi per quanto riguarda questa sintesi andremo a seguire con una moto il percorso corto e con una moto il percorso lungo, ma per prima cosa vi porteremo al traguardo del percorso medio e poi, dopo aver visto l'epilogo della gara di 103 km, ritorneremo praticamente a Chiassa Superiore per vedere come si svolgerà la prova del percorso lungo. Queste sono le immagini che ci arrivano dalla telecamera fissa che è già pronta a seguire coloro che svolteranno a destra per il percorso medio. Intanto Cartocci ci sembra aver preso la direzione del percorso lungo, lo vedete, va a dritto ed è il solo Cartocci che va a dritto, seguito da Failli, poi altri atleti che continuano a svoltare a destra. Sembra che la maggior parte dei corridori stia prediligendo il percorso medio. Vediamo tra questi 5 atleti c'è un atleta che va per il percorso lungo, tutti gli altri per il medio. Ancora passaggi di fronte alla nostra telecamera posta, vi ricordo, al bivio tra il percorso medio ed il percorso lungo. 3 atleti tutti per il percorso medio. Adesso arriva un gruppo particolarmente numeroso, molti svoltano per il medio. Vediamo se qualcuno prosegue per il lungo. Drappello di una dozzina di unità che va dritto verso il percorso lungo. Ancora un corridore, vedremo per cosa opterà. Percorso medio anche per lui. E avete visto il cartello sulla sinistra, 10 km all'arrivo per coloro che hanno optato per i 103 km del percorso medio. Si svolta per il medio e 2 invece vanno dritto per il lungo. Eccoci qua con la telecamera della moto che sta seguendo il percorso medio. Praticamente non ci sono asperità adesso.
10 km che porteranno gli atleti verso il finale. E sarà interessante adesso seguire l'epilogo. La testa della corsa è composta dal dorsale 44 Cecchi Genetic, dorsale 313 Bianchi Team Saccarelli, 72 Roselli Infinity, 40 Cipriani Infinity, 23 Cellai dell'Olympia Cycling Team, 253 Orsucci della Ciclo Team Sanginese. Questi sono i 6 uomini al comando, in realtà sono 7, che stanno guidando la corsa. Ha svoltato invece per il lungo, faceva parte di questo trappello, Cartocci della Cavallino, la società organizzatrice della terza edizione della Gran Fondo Città di Arezzo. Tratto di studio questo, infatti stiamo andando verso il finale, le ultime battute con gli uomini al comando nel percorso. Corto Tregozzano, ingresso nel centro abitato per gli uomini al comando. Inizia a cadere qualche goccia di pioggia, ma niente di preoccupante. Sono 6, avevamo contato in maniera errata in precedenza. Gli uomini alla comando, ecco qua Orsucci, quindi è la volta di Bianchi adesso a fare l'andatura. Le ritroviamo gli uomini alla comando. Inizia la fase di scatti e controscatti. Adesso prova Cecchi della Genetic a sorprendere gli avversari. Intanto, come vedete, tutti gli atleti sono dotati di chip sulla bici, quindi massima organizzazione per quanto riguarda anche il stilare le classifiche a cura della Winning Time. Orsucci a fare l'andatura nel finale di gara del percorso medio Gran Fondo Città di Arezzo, vi ricordo inserita nel circuito degli italici. Andremo quindi anche ad inserire, ad assegnare le maglie. Ancora fase di studio questa nel finale del percorso del medio fondo. Attenzione all'allungo ancora una volta dell'atleta della Genetic Cecchi, che prova ancora ad allungare. Cerca sempre di sorprendere gli avversari. Si volta a controllare la situazione. Ha fatto uno scatto forse un po' telefonato, però ha guadagnato qualcosa. Dietro però non lasciano spazio, sono appena 20-30 metri di vantaggio per Cecchi nei confronti degli uomini che inseguono. E ci stiamo avvicinando verso il traguardo, verso gli ultimi chilometri di gara di questo percorso medio, della medio fondo, possiamo definirla questa, la medio fondo Città di Arezzo. Dietro in 5 inseguono il battistrada, che continua a spingere molto forte. Praticamente non è partito fortissimo, ma poi sta mantenendo un ritmo elevato adesso. Rapporto lunghissimo per il battistrada, che guadagna nei confronti degli altri. Questo è sicuramente un dato di fatto, però il vantaggio è minimo ancora. Dietro è un atleta che si incarica dell'inseguimento, poi tutti gli altri per il momento si mantengono sulla ruota. Siamo negli ultimi 10 km del percorso medio. È Cipriani che fa l'andatura con Orsucci alla sua ruota, quindi Bianchi. Poi abbiamo Roselli e Cellai. 3 km dal termine per gli uomini alla comando. E si sta ricompattando il sestetto sulla testa della corsa. Ancora qualche metro di vantaggio per Cecchi, ma sono tutti lì gli altri che compongono la prima parte della corsa. C'è da considerare anche la lotta per le varie categorie. Gli atleti che sono davanti fanno parte di due categorie, la categoria 1 e la categoria 2. Tra gli atleti della categoria 1 c'è Cipriani ed Orsucci. Quelli della categoria 2 invece Cellai, Cecchi, Roselli e Bianchi. Quindi c'è la lotta anche interna poi alla testa della corsa, perché ovviamente saranno due classifiche separate, anche se ovviamente vincere l'assoluto ha sempre un prestigio particolare. Continua comunque a spingere molto forte Tommaso Cecchi della Genetic Cycling Team. Non si arrende, dietro sono vicini, ma lui continua. Adesso invece ci deve aver sentito, perché ha praticamente smesso di pedalare
e si fa raggiungere da coloro che inseguono. Ritorna compatto il drappello dei 6 uomini al comando. 2 km al termine, 2000 metri alla conclusione. Sta facendo l'andatura l'atleta del Team Infinity, Cipriani, probabilmente a supporto, cerchiamo un po' di leggere anche le logiche della corsa, di Roselli, del compagno di squadra, che verosimilmente si sente particolarmente sicuro in volata, ma prova l'allungo Orsucci adesso, proprio prima di questa curva, ma niente da fare anche per Orsucci. Continua a viaggiare compatto il drappello degli uomini alla comando. Allungatissimi comunque, velocità molto elevata in questo frangente, con i 6 uomini alla comando che stanno ormai per entrare nel centro abitato di Arezzo. Le ultime battute di questa medio fondo città di Arezzo, ancora allunghi, attenzione perché a questo punto ogni tentativo può essere quello decisivo. Ci ha provato Orsucci in precedenza, adesso un atleta del Team Infinity, dovrebbe essere Cipriani, ma Cecchi si porta subito su di lui. Adesso vanno via in 2, dietro però sono vicinissimi. Si entra in questa curva tutti assieme ancora una volta, tutti 6 atleti che guidano la corsa. Ultime centinaia di metri per gli uomini alla comando, tranno molto il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Gli ultimi 1000 metri di corsa. Sarà una sfida a 6, vedremo se sarà volata, se qualcuno riuscirà ad anticipare lo sprint. Siamo ormai all'ingresso del rettilineo finale con i 6 uomini ancora tutti assieme. Sta per essere lanciata la volata, 200 metri alla conclusione. Lanciato lo sprint, velocissima la volata con Orsucci che perde leggermente contatto, ma è Gregory Bianchi che va a vincere davanti a Francesco Roselli e Tommaso Cecchi. Questo è anche il podio della categoria A2. Nella stessa categoria seguono Alessandro Cellai, segue Alessandro Cellai. Nella categoria 1 invece il successo è andato a Simone Orsucci davanti a Matteo Cipriani. Orsucci della Cicloteam Sanginese, Cipriani della Infinity. Continuiamo con le altre classifiche. Nella categoria A3 la vittoria di Cristian Balestri davanti a Salvi e Vichi. Nella categoria A4 la vittoria di Alberto Bigiarini davanti a Pazzi e Quagli. Categoria 5 con il successo di Edoardo Fantoni davanti a Bellomo e Napoli. Categoria A6 con la vittoria di Natale Cannelli davanti a Rogai e Marchetti. Categoria femminile la vittoria invece di Marica Passeri della Cavallino davanti a Silvia Scipioni e Dal Cin. Questo quindi l'epilogo della medio fondo. 103 km, 1440 metri di dislivello che hanno segnato il successo di Gregory Bianchi per quanto riguarda la prova assoluta. E a questo punto, prima poi di passare a seguire ciò che sta avvenendo nella prova della Gran Fondo, dove abbiamo lasciato Cartocci solo al comando, andiamo ad ascoltare le interviste dei protagonisti della medio fondo. Linea alle interviste. E siamo con il vincitore di questa terza Gran Fondo Città di Arezzo per quanto riguarda il percorso corto, Gregory Bianchi della Saccarelli. Gregory, è stata difficile, abbiamo visto che avevi provato ad anche andare via, ma poi la decisione è in volata. Sì, è dall'inizio che ho provato su ogni salita, ho provato anche in discesa e dopo alla fine mi è riuscito anche in volata. Pensavi di poter andare via quando avevate preso con il tuo compagno di avventura quei 200 metri al bivio, oppure sapevi che comunque sarebbe stato un arrivo in volata? Beh no, veramente se ci provo è perché pensavo di riuscire a arrivarci, però qui è poca salita, tanta discesa pericolosa, quindi non ho rischiato e ogni volta rientravano. Prossimo anno si riopterà per il percorso corto o si andrà sul lungo? No, io ho sempre i medi, anche l'anno scorso ho fatto secondo e sono stato beffato proprio in volata l'anno scorso. Siamo con la vincitrice per quanto riguarda la categoria femminile del corto di questa terza Gran Fondo Città di Arezzo, Marica Passeri. Marica, è stata abbastanza dura sia per il tempo sia per il percorso? Diciamo che il tempo
Aretto e durante la gara pensavo di essere prima, poi in cima alla prima salita mi hanno detto che c'era una ragazza avanti, quindi da lì è stato un testa bassa e fortunatamente l'abbiamo ripresa. E il risultato inaspettato, poi soprattutto in casa, e quindi la soddisfazione è doppia. Pensavi, eri partita già con la consapevolezza che potevi far bene o è stata una sorpresa per te? Ma partire bene, sai, ogni gara è una gara a sé e il risultato è veramente inaspettato. E siamo con la seconda classificata, Silvia Scipioni, che anche se la maglia è diversa però diciamo fate parte della stessa casa. È stata abbastanza dura, impegnativa questa corsa, però insomma un risultato di squadra non indifferente. Sì, io sono contenta personalmente, lei ormai è appurato che va forte, però il tempo insomma ci ha anche assistito per come erano le previsioni. Scusato un po' per la crocina, che quella è stata un po' dura, però insomma sono soddisfatta del risultato inaspettato perché io mi alleno poco, quindi non lo so. No. Ci sono i presupposti per il prossimo anno, se non di battere Marica magari o di affrontare il lungo insieme anche? Magari sì, se si riuscisse a fare un risultato del genere sarebbe un bell'obiettivo. È poco che corriamo tutte e due, quindi si spera che si riesca a migliorare. Facciamo un in bocca al lupo e ci diamo appuntamento all'anno prossimo. Sì, assolutamente, Crepi, grazie. E mentre continuano a concludere la prova altri atleti della medio fondo, noi stiamo per spostarci nuovamente sulla gran fondo. Infatti abbiamo lasciato Cartocci solitario al comando con un bel margine di vantaggio, circa 3 minuti sui più immediati inseguitori. Qui stiamo risalendo adesso con la nostra telecamera, questo è quello che possiamo definire il grosso del gruppo, con tedeschi anche della Yellow Fluo che adesso se va un po' per conto suo, ma noi rimaniamo concentrati sulla corsa. Questi sono gli atleti che praticamente inseguono coloro che sono al comando. Possiamo dire che questo gruppo è dalla sesta, settima posizione in poi, in quanto dovrebbero essere circa 5 gli atleti che sono davanti a questi qua che vediamo adesso inquadrati. Ricordiamo che comunque davanti c'è Cartocci e andremo tra non molto anche a vedere meglio la situazione. Rimontiamo con la nostra motocamera e troviamo una coppia adesso. Con il dorsale 28 è Nucera della Cicli Gaudenzi, con il dorsale 42 invece Gorini della Genetic. Questi due atleti sono i più immediati inseguitori di Cartocci, che invece è al comando. Ci spostiamo ancora, continuiamo ad avanzare con la nostra motocamera e ancora uno sguardo ai due atleti che stanno inseguendo Cartocci. Nucera e Gorini hanno un ritardo dall'atleta solitario al comando di circa 3 minuti e 20 secondi. Adesso un po' in difficoltà Gorini. Certo che ovviamente è importante rimanere insieme perché davanti sta pedalando molto forte Cartocci, nonostante il problema meccanico. Infatti, pensate, ha il rapporto bloccato sulla moltiplica grande. Il problema per lui è che le salite non sono ancora finite, perché specialmente l'ultimo tratto, quello verso il passo dello Scopetone, dovrebbe penalizzarlo con il rapporto lungo come sta spingendo, a causa di, ricordiamo, di un guasto meccanico avvenuto durante la scalata del valico della Crocina. Ingresso nella città di Anghiari, celebre in tutto il mondo per la battaglia che si svolse nella piana adiacente la collina di Anghiari. Ristoro per tutti gli atleti che transitano dalla località di Anghiari, lo vedete, allestito dagli organizzatori. Tira via dritto comunque Cartocci, sta pedalando molto forte nonostante ovviamente la fatica inizia a farsi sentire. Fatica che inizia a farsi sentire anche perché dietro Nocera e Gorini stanno recuperando. Adesso sono 1 minuto e mezzo. 1 minuto e mezzo quindi per i due atleti che vedete adesso inquadrati, e che ovviamente un po' favoriti anche dal guasto meccanico che sta penalizzando Cartocci, stanno man mano mangiando secondi. Manca solo un'ascesa al
termine, quella del passo dello Scopetone, ma c'è un lungo falsopiano prima di raggiungere questa località. Nucera, cicli Gaudenzi, con lui Gorini della Genetic, stanno guadagnando notevolmente sul battistrada. Tanto uno sguardo alla Val Tiberina, dietro altri atleti stanno sopraggiungendo. Qui vediamo Scotti che corre come cicloturista, in quanto è stato atleta delle categorie dilettantistiche fino allo scorso anno, con la maglia lo scorso anno della Malmantile, e prima ancora correva nella Maltinti Lampadari. Adesso partecipa come cicloturista, quindi non fa parte delle classifiche ufficiali. Più indietro altri atleti che accusano un ritardo però importante dalla testa della corsa, un ritardo di circa 4 minuti e mezzo. Quindi possiamo dire a questo punto che la lotta per il successo è tra Cartocci, che si trova al comando, e la coppia che insegue, vale a dire Nucera e Gorini, che stanno recuperando notevolmente nei confronti del battistrada, che però, ricordiamolo, è stato penalizzato da un guasto tecnico che lo sta costringendo ad utilizzare soltanto la moltiplica più grande, che in questi tratti di strada sicuramente non lo penalizza, ma nella salita, e ce ne sarà da affrontare ancora una quando entriamo nella località delle Ville, sicuramente non lo agevolerà. Intanto questo è quello che possiamo definire il grosso del gruppo, che insegue però con un ritardo, dicevamo, intorno ai 4 minuti primi dal battistrada Cartocci della Cavallino. Anche in questo caso ci saranno le varie categorie, quindi ci saranno le varie classifiche. Qui lo vedete la difficoltà di Cartocci nel tratto in salita, costretto a mantenere la catena sulla moltiplica grande. Qui sta spingendo ovviamente un lungo rapporto, perché non può fare diversamente, e sta resistendo, ma dietro sono a 50 secondi. Attenzione, perché stanno guadagnando notevolmente coloro che inseguono. Tratto finale della salita dello Scopetone, da qui in poi solo discesa. Da sottolineare ancora una volta la correttissima prova dell'atleta della Neri Sottoli Yellow Fluo, che si mantiene sempre alle spalle del battistrada. I due inseguitori sono lì a 40 secondi, ma ormai è tutta discesa e pianura per Cartocci. Non hanno possibilità di rientrare questi due, e a questo punto ci si aspetta un grande successo di Cartocci, che nonostante il guasto meccanico dovrebbe andare a cogliere la vittoria nel percorso Gran Fondo, e quindi scrivere per la terza volta il proprio nome nell'albo d'oro della Gran Fondo città di Arezzo. Ultimi chilometri ormai per Cartocci, che continua a spingere molto forte, ma a questo punto anche il tempo di godersi la vittoria. Ultimo chilometro in questo frangente per l'atleta di casa, formazione organizzatrice che si appresta a cogliere il successo con l'atleta che già nelle prime 2 edizioni ha conquistato la vittoria nella Gran Fondo città di Arezzo, e ormai nel centro abitato di Arezzo l'atleta solitario al comando, più forte addirittura dei guasti meccanici. Dietro tutto pulito, nessuno lo impensierisce più ormai. Pedala fortissimo, 500 metri dal termine, tra non molto la svolta a sinistra, eccola qua. L'ingresso nel rettilineo finale per Michele Cartocci, Cavallino Specialized. E c'è anche il tempo per festeggiare con i sostenitori della società organizzatrice, una bandiera italiana per festeggiare. E poi il gesto del ciuccio per Michele Cartocci, da poco diventato padre. Eccolo qua il vincitore della Gran Fondo città di Arezzo, Michele Cartocci, che vince ovviamente anche nella categoria A2. Aspettiamo l'epilogo per vedere chi sarà il vincitore nella categoria 1, ed è Giovanni Nucera, che precede Bernardini e Marri. Nella categoria 2, come dicevamo, Cartocci su Gorini e Ostolani. Categoria 3 con Del Guasta, Baggiani e Mazzi. Categoria A4 la vittoria di De Felice davanti a Mariotti e Donati. Categoria A5 invece il successo di Ferretti davanti a Cesaretti. Categoria femminile la vittoria di Nicoletta Giannecchini. Quindi il bel successo
di Cartocci, che coglie la terza vittoria in 3 edizioni alla Gran Fondo Città di Arezzo e fa ovviamente felicissimi i dirigenti della Cavallino Specialized, che possono così festeggiare il proprio atleta nella gara da loro organizzata. Ecco il podio dell'assoluto, e a questo punto non ci resta che dare la linea a Giacomo Vezzani per le interviste del dopo corsa ai protagonisti anche della Gran Fondo. I complimenti al vincitore che si alza nel podio davanti alla porta della città di Arezzo, e a questo punto andiamo ad ascoltare le interviste del dopo corsa. E siamo con il vincitore per quanto riguarda il percorso lungo di questa terza Gran Fondo Città di Arezzo, Michele Cartocci, che già l'anno scorso avevi vinto, quest'anno ci siamo ripetuti. Sì dai, è la terza gara che facciamo qua ad Arezzo, è la terza vittoria, sono 3 anni che la vinco, corriamo come in casa, volevo far bene, non mi aspettavo di vincere, però dai, è andata nel verso giusto. Nonostante il problema tecnico-meccanico, alla fine sei riuscito a mantenere un vantaggio che ti ha permesso di portare alla vittoria. Sì, ho avuto un guasto meccanico nella salita della Crocina, mi è toccato fermarmi e per fortuna sono potuto rientrare poi in discesa, ma la bici non era a posto. Ho durato tanta fatica, sono andati avanti di testa nell'ultimo tratto, meno male che avevo un buon vantaggio, sono riuscito a controllare il ritorno di Nucera e Gorini e mantenere quel piccolo vantaggio che mi è servito per ottenere la vittoria. Avevi paura che ti riprendessero o pensavi di poter vincere anche una riva a 3? Sai, sono abbastanza veloce, sicuramente se arrivavo in 3 potevo dire la mia, però a quel punto ho provato il tutto per arrivare qua da solo, avevo da dedicare questa vittoria, avevo voglia di far bene in tutte le maniere, insomma avevo voglia di arrivare da solo oggi. Pochi giorni fa anche la vittoria del campionato italiano, quindi penso e si spera il prossimo anno di poter arrivare a questa gara con il tricolore addosso. Sì dai, un po' di tempo fa abbiamo fatto l'assoluta Ponte San Giovanni, che era valevole come prova unica di campionato italiano, una bella vittoria anche lì e dai, la condizione sta arrivando, oggi peccato per il tempo, io amo il caldo, però sono riuscito a difendermi anche con questo tempaccio. Siamo con Sandro Sganappa, rettore del quartiere di Porta del Foro, che è in pratica cooperatore nell'organizzazione insieme alla Esser Cavallino, quindi siamo arrivati alla terza edizione, voi siete sempre stati in questa manifestazione. Abbiamo sempre creduto dall'inizio insieme a Sandro Mazzini e siamo ben felici di continuare questo binomio. Sai, oggi è stata una giornata un po' particolare perché il tempo non ci ha assistito come altre volte, però succede anche questo, per cui andiamo avanti senza nessun problema. Ecco, cosa ha portato un'organizzazione come la vostra, che è anche un po' distante dal mondo delle 2 ruote, ad entrare a collaborare col Cavallino? Sì, è distante, ci va detto anche che alcuni di noi lo fanno di passione, già i ciclisti, per cui è stato facile anche perché con alcuni del Cavallino abbiamo degli ottimi rapporti, per cui quando ci è stato proposto di fare questo gemellaggio l'abbiamo fatto senza ombra di dubbio, anche perché poi nell'Aretino la bicicletta va molto di moda, per cui è stato facile da questo punto di vista. E sappiamo che però domenica c'è un impegno molto importante. Sabato abbiamo un impegno che per noi è molto più importante della bicicletta, è la giostra del Saracino, che viene corsa in notturna, per cui sabato speriamo di poter fare al meglio questa giostra e di portare a casa questa lancia d'oro. Siamo con Francesco Romizzi, assessore allo sport del Comune di Arezzo, quindi Francesco, siamo arrivati a disputare ancora una volta la città di Arezzo protagonista del mondo delle 2 ruote, come nel nostro ambito ormai è solito inquadrarla come una località di ciclismo. Sì, la provincia di Arezzo è la prima provincia in Italia come numero di gare ciclistiche. Questo è sicuramente un dato importante anche per il Comune. Ad Arezzo quest'inverno abbiamo fatto l'arrivo della Tirreno Adriatico in una sede prestigiosa di fronte al Duomo, alla cattedrale, al Palazzo Comunale, e comunque l'impegno sul ciclismo è a tutto tondo anche negli altri mesi dell'anno e non solo per manifestazioni nazionali come appunto la Tirreno Adriatico. La Gran Fondo, la seconda edizione della Gran Fondo,
questo è per noi un motivo diciamo, di orgoglio in qualche modo. L'amministrazione comunale quest'anno ha deciso di sostenere anche economicamente questo evento, data la portata appunto dell'evento stesso, e un ringraziamento deve andare inevitabilmente al Cavallino, l'organizzatore, che è una realtà che si muove sempre e comunque per il ciclismo nella nostra città, non solo per le manifestazioni che organizza come questa, ma anche per altre. Appunto durante la Tirreno Adriatico hanno prestato volontariato perché c'era lo sciopero della Polizia Municipale, il Cavallino è stato in piazza a gestire il traffico insieme ad altre associazioni sportive, quindi un motivo di orgoglio per noi ospitare ancora una volta questa iniziativa, sostenerla, e il tempo ci ha assistito più o meno, e questo è sicuramente positivo. L'altro dato importante è il coinvolgimento, vedevo prima avevate intervistato anche il rettore del quartiere, io sono anche assessore alla Giostra del Saracino, quindi per me è importante anche questo aspetto, quello di avere del connubio tra lo sport e la Giostra del Saracino, in questo caso il quartiere di Porta del Foro, che è la nostra, come sapete, la Giostra del Saracino è la nostra manifestazione culturale tradizionale più importante, quindi è sicuramente un connubio vincente. Siamo con Alessandro Mazzini, che è vicepresidente della società S Cavallino e organizzatore di questa terza gran fondo della città di Arezzo. Alessandro, siamo arrivati a una bella manifestazione, i partenti nonostante le previsioni del tempo fossero un po' sconcertanti, però sono stati tanti. Sì, sono stati oltre le nostre aspettative, anche perché tutta la settimana che le previsioni del tempo fanno un po' di terrorismo, quindi siamo rimasti un po' così, però diciamo siamo soddisfatti del cast di ciclisti che sono venuti, nomi importanti, quindi siamo estremamente soddisfatti. Ecco, cosa si nasconde dietro l'organizzazione di questa Graffondo, ormai arrivata alla terza edizione? Si nasconde tanto lavoro, si nasconde la passione per questo sport, e insieme agli altri, diciamo, amici, perché sono veramente amici, sono 3 mesi che lavoriamo intensamente per far sì che questa manifestazione venga diciamo, sotto i migliori auspici. Per quanto riguarda invece le gare che abbiamo visto finora, abbiamo anche Cartocci che è primo, sì. Quindi possiamo dire che avete già fatto un 2 su 3. Il Cartocci è primo anche ora, speriamo che aspettiamo a cantare vittoria, però sarebbe la terza su 3 vittorie su 3, siamo veramente contenti. Vorrei aggiungere, spendere anche 2 parole sul settore femminile, che abbiamo già un paio di nostre ragazze che sono arrivate prima e seconda nel percorso medio. Quindi è un buonissimo successo per la nostra associazione. Ci sono i presupposti anche per l'anno prossimo di arrivare alla 4ª edizione? Ma io direi proprio di sì, perché come dicevo prima, finché siamo animati dalla voglia di fare e di divertirci, sicuramente faremo anche la 4ª edizione. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.